zona saranno disponibili. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buonasera a te, a Simone, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, avete visto che bella allungo terza quarta stasera, mamma mia che spettacolo, e questa è la puntata numero 1072 di oggi, mercoledì 5 novembre del 1976, magari no, del 76 invece era Disco Inferno dei Tramps che avete appena ascoltato. In realtà questa è la puntata numero 1072 di mercoledì 5 novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove troverete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro. Peraltro domattina ci sarò io a sostituire Sammy per la rassegna stampa e poi Sammy dopodomani ritornerà al suo posto. Comunque sì, lo ritroverete poi per Potere al Popolo, domani io lo sostituirò solo al mattino in occasione della rassegna stampa, quindi domani facciamo la Danna Longa, la marcia longa Danna, 2 al mattino, 2 alla sera, non siamo alla Dannatona, la Dannatona è quando si fanno i famosi 42 chilometri e 195 metri di radio, cioè sopra le 5 ore, prima sotto non vale, è Danna Longa. Allora, che dire di più? I nostri consueti recapiti 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp che potete mandare da subito, oppure 0292947222 per il telefono quando lo dirò io. Ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, con che cosa? Col diritto e rovescio, pare ovvio. Andate pure ragazzi. È arrivata alla Knesset, il Parlamento israeliano, la proposta di legge per rendere legale la pena di morte per reati molto gravi e in particolare di terrorismo con conseguenti assassini. La proposta è stata presentata dalla componente di estrema destra religiosa che sostiene in modo determinante il governo di Netanyahu.
Se fosse approvata, questa legge rappresenterebbe una regressione per di più inutile. Sarebbe una regressione perché tutti i paesi civili hanno eliminato questa pena, l'Italia addirittura dal 1948, e quelli che ce l'hanno ancora, vedi gli USA, di solito non la applicano, mentre ad esempio l'Iran quest'anno ha impiccato ben 600 persone. Inoltre la pena di morte per chi non esita a rischiarla negli attentati non è un deterrente. Molti attentatori infatti cercano la morte perché questa, nella loro ideologia, li rende martiri e li ammette nel loro paradiso. Quindi la pena di morte in Israele non fermerebbe gli attentatori, ma contemporaneamente macchierebbe di autoritarismo estremista il paese, che non ne ha assolutamente di bisogno. Pienamente d'accordo con Pierluigi Magnaschi, anche perché appunto per dei galantuomini, si fa per dire come quelli di Hamas, la pena di morte sarebbe in realtà un premio e magari anche un incentivo alle loro infami attività terroristiche. Va bene, ma adesso è giunto il momento del Qui Parlamento con l'onorevole Vanessa Cattoi. Sigla! Qui Parlamento. Oh, io do un gradito bentornato all'onorevole Vanessa Cattoi, che ringrazio per il suo tempo e per la sua cortesia. Onorevole, io qui... Voi. Ci mancherebbe, grazie a voi. Onorevole, io qui una cosa che mi fa piacere leggere, insomma, si parla sempre della politica, i politici qua, i politici là. Beh, la politica è l'arte del possibile. Paolo VI diceva che è anche la più alta forma di carità possibile. E io voglio proprio sottolineare la radice greca, charis, grazia, che è alla base di questa parola e non di elemosina. Che cosa è successo? È successo che quest'oggi c'è stato questo percorso condiviso per quanto riguarda i pazienti oncologici ed è stato un provvedimento bipartisan, precisamente una mozione approvata all'unanimità sui percorsi nutrizionali dei malati oncologici e la deputata Vanessa Cattoi, l'onorevole Cattoi che è qui con noi, è altresì coordinatrice e parla anche nelle vesti di coordinatrice dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro. Oh, ogni tanto una buona notizia è il caso di dire. Ci vuole raccontare questa mozione, onorevole? Intanto di nuovo buonasera. Sì, innanzitutto buonasera anche da parte mia, vi ringrazio per questa opportunità, anche in questa occasione finalmente portiamo, non è la prima volta devo dire con l'intergruppo perché a livello bipartisan e quindi spogliandoci tutti dall'appartenenza partitica di tutti i gruppi, devo dire la verità, si riesce veramente a lavorare bene. In questa legislatura non è la prima volta che facciamo un atto congiunto. La mozione che è stata approvata all'unanimità settimana prossima, è vero, sono la prima firmataria, ma è la mozione di tutti, perché è stata firmata da tutti i gruppi politici e da tutte le rappresentanze dei colleghi che fanno parte anche dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro e che hanno come me sottoscritto l'accordo di legislatura 2022-2027 del progetto La salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere. All'interno di questo impegno che noi ci eravamo presi con la Presidente Anna Maria Mancuso, perché lei di fatto che ricostituisce ogni legislatura l'intergruppo parlamentare Insieme per un impegno contro il cancro, avevamo come impegno anche quello proprio di promuovere l'attenzione soprattutto nei confronti dei malati oncologici sul tema dell'alimentazione. Un tema che soprattutto nel mese di ottobre, dove solitamente si parla ovviamente in termini molto più preponderanti dell'importanza degli screening mammografici, il fatto della prevenzione del tumore al seno, perché il mese è solitamente dedicato alla prevenzione al seno, abbiamo voluto proprio sul finire di questo importantissimo mese concludere con questa mozione unitaria dove di fatto impegniamo il governo innanzitutto a mettere come punto di partenza il fatto che l'alimentazione, soprattutto nell'ambito oncologico, risulta essere un pilastro fondamentale nella lotta contro il cancro, quindi non è un aspetto assolutamente secondario. Abbiamo dei dati che ci dicono come una corretta nutrizione, quindi appoggi scientifici e studi scientifici che ci dicono che una corretta nutrizione, soprattutto non solo ci riduce il rischio di sviluppare appunto le patologie oncologiche, ma è anche e soprattutto un elemento, direi quasi, anzi è un elemento fondamentale nel percorso sia di cura che di recupero
dei pazienti che sono di fatto già colpiti e già affetti dal cancro. E questo lo dice anche l'OMS, perché l'OMS ci dice che circa più o meno il 30-40% dei tumori si può prevenire con delle scelte alimentari, soprattutto di tipo consapevole. Ecco quindi che questa mozione cosa impegna il governo a fare? Innanzitutto a ridurre le complicanze, a facilitare soprattutto il recupero nutrizionale del paziente, a creare un percorso che sia un percorso dedicato all'alimentazione. Quindi parallelamente al percorso oncologico abbiamo la richiesta di inserire questo percorso dedicato, un percorso quindi parallelo proprio sull'alimentazione, in modo che il malato oncologico venga seguito da un nutrizionista e possa avere un percorso dedicato e soprattutto a seconda della patologia oncologica mirato, che lo segue sia nel momento in cui viene diagnosticato la malattia oncologica, sia durante tutto l'iter. E questo è molto importante, innanzitutto perché nell'impegno del governo, il governo si è impegnato ad attivare proprio dei specifici protocolli che prevedono quindi questa corretta sia valutazione che anche questo supporto nutrizionale sia nella fase precoce che nella fase poi avanzata e anche in quella di follow-up. Dopodiché il governo altresì si è impegnato a fare in modo che ci sia la possibilità di inserire un modello che sia interdisciplinare, quindi multiprofessionale, inserendo anche gli interventi nutrizionali adeguati all'interno dei PDTA, che questo è un altro importante punto. Un punto che ci hanno attenzionato le associazioni dei pazienti che fanno parte del nostro intergruppo, perché vorrei cogliere l'occasione che noi parlamentari che facciamo parte di questo intergruppo ci relazioniamo con oltre 50 associazioni di pazienti che hanno a che fare con tutte le svariate patologie oncologiche, e proprio da loro ci è venuto la richiesta del terzo impegno, che è quello che abbiamo inserito all'interno della mozione, che è quello fondamentalmente di fare in modo di sensibilizzare sempre di più attraverso una corretta campagna anche di sensibilizzazione, non solo a livello nazionale, proprio per cercare di stimolare soprattutto nei giovani, anche nelle scuole, un'educazione all'alimentazione, perché nel momento in cui educhiamo i nostri figli a una corretta alimentazione stiamo già di fatto attuando la prima forma di prevenzione, che è fondamentale. E un altro aspetto che ci hanno sottolineato sempre le associazioni dei pazienti è quello riferito alle mense degli ospedali, laddove viene ravvisata la necessità di attuare quelle linee generali che sono già presenti nelle scuole e anche nelle mense ospedaliere, ma che di fatto non vengono seguite, quindi non viene assicurata l'adeguamento e l'allineamento della dieta a seconda del tipo di patologia. Nel caso del malato oncologico, voi sapete che ci sono certi cibi che devono essere tolti dalla dieta, perché appunto possono creare anche avere delle ripercussioni anche sul buon esito della terapia stessa. Sembra a volte una banalità, ma invece i dati scientifici ci dicono come questo aiuti e favorisca nel bene e nel male parecchio gli effetti delle terapie che vengono somministrate. Quindi l'attenzione all'interno delle mense ospedaliere è un punto che abbiamo inserito perché ci arriva proprio come richiesta dall'associazione dei pazienti. E dopo l'ultimo punto, che è quello di fatto quello più importante, ma che ovviamente dipenderà anche dai vincoli di bilancio e compatibilmente anche con le risorse, perché siamo pienamente consapevoli che ci sono tantissime patologie, ma però l'attenzione nei confronti soprattutto degli alimenti medici ai fini speciali e quindi degli AMFS, che sono appunto anche gli integratori che sostengono e sono fondamentali soprattutto per certi tipi di patologie oncologiche che colpiscono soprattutto l'apparato digerente piuttosto che la gola, e quindi che sono veramente determinanti anche proprio nel processo di cura e di guarigione del paziente oncologico. Abbiamo segnato, secondo me, con l'approvazione unanime di questa mozione che vi ho raccontato veramente brevemente, un altro tassello importante che va nella direzione di dimostrare come la politica possiamo dividerci su tanti aspetti, ma se vuole si sa unire per le battaglie, come la battaglia per la vita, che è la battaglia contro il cancro. E io penso che questo sia un esempio di democrazia, di alta politica, che deve essere valorizzato, perché si parla sempre solo di una politica litigiosa, ma invece siamo anche in grado, soprattutto nell'ambito oncologico, non è, ripeto, la prima volta in questa legislatura, abbiamo approvato la mozione, mi viene in mente anche quella
sull'attuazione del piano oncologico nazionale, abbiamo approvato tutti insieme l'oblio oncologico, le ore di comporto aumentate per i malati oncologici, la possibilità di non perdere il proprio lavoro e quindi la possibilità di avere permessi non retribuiti fino a 24 mesi in modo da dedicarsi completamente alla cura e anche alla guarigione da questa patologia. E quindi insomma in questa legislatura molti sono i provvedimenti, penso a quello che abbiamo ottenuto anche nell'ultima manovra di bilancio l'anno scorso, quando abbiamo inserito appunto la possibilità, anzi l'impegno di inserire in modo strutturale sui principali tavoli ministeriali proprio le associazioni dei pazienti, indipendentemente dal governo di turno, e questo garantisce che venga sempre data voce alle associazioni dei pazienti, visto che i pazienti sono i primi che nel bene e nel male provano la buona sanità che abbiamo nel sistema sanitario, però ne evidenziano anche le mancanze, quindi ci permettono anche di intervenire in modo puntuale attraverso dei strumenti legislativi, quali gli emendamenti, quali appunto le proposte di legge, quali tutti la mozione in quest'ultimo caso, che ci permettono comunque di dare finalmente delle risposte concrete a chi quotidianamente vive con questa patologia. Quindi penso che sia importante ricordare come grazie a un passo indietro che è stato fatto da parte di tutti i gruppi partitici abbiamo fatto veramente un grande passo avanti, soprattutto mettendo al centro il paziente, le esigenze dei pazienti e non le singole esigenze personali che i singoli partiti magari anche su questo ambito e su questo aspetto potevano comunque avanzare. Ecco, questo secondo me è utile e bello sottolinearlo, perché ripeto, la politica sa fare anche questo quando ci si impegna. Io ho combattuto e vinto un cancro, so che cosa significa attraversare una prova del genere, per cui grazie, lo dico pure io. Ma ci mancherebbero, grazie a chi combatte tutti i giorni questa battaglia, e grazie, mi lascia approfittare soprattutto per ringraziare tutti i volontari del terzo settore, perché soprattutto nell'ambito oncologico veramente danno una mano importantissima e offrono dei servizi ai malati veramente di grande livello e di grande qualità, soprattutto anche sotto l'aspetto anche psicologico, visto che noi un'altra battaglia che stiamo portando avanti anche come intergruppo è quella sulla psico-oncologia, un altro tema che talvolta magari può essere considerato secondario da chi vive la malattia, dal paziente ma anche da tutto il nucleo familiare coinvolto. L'aspetto psicologico è fondamentale e determinante. Anche su questo abbiamo una proposta di legge e stiamo cercando di fare in modo che possa essere inserita la figura dello psico-oncologo all'interno non solo delle breast unit ma dei reparti di oncologia, e quindi insomma penso che anche su questo, se riusciamo ad andare avanti ad ottenere un risultato, non sia grazie a noi, sia soprattutto grazie anche ai volontari che con grande passione tutti i giorni cercano comunque di offrire dei servizi che ad oggi non sono resi strutturali all'interno del sistema sanitario nazionale. Questo non vuol dire che questa cosa sia una cosa per la quale il sistema sanitario ovviamente deve fare in modo di trovare una soluzione, perché il carico del terzo settore non può essere così importante, però sicuramente loro sono fondamentali e preziosi, soprattutto perché stanno sempre vicini ai malati oncologici e non solo ai malati oncologici, e quindi li ringrazio perché donano sempre parte del loro tempo sottraendolo alle proprie famiglie. Questo è un grande gesto di generosità e anche di senso civico che è importante ricordare. E io sono pienamente d'accordo. Grazie onorevole e buona serata. Grazie a voi, grazie, buona serata a voi, grazie mille, buona serata. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso che il mondo ci invidia. Chiedetelo ai vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo Novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Il pezzo che avete appena ascoltato, specialmente le domeniche a pranzo negli anni 80 e 90, era qualcosa di irrinunciabile per tutti quelli che amavano la bella meccanica, il mondo dei motori, la Formula 1. Questo pezzo si intitola Round D Minor del 1985, in realtà le prime incisioni sono del 73 e del 77, composto da Augusto Martelli. Questa era la sigla di Grand Prix condotto da Andrea De Adamic, che se n'è andato quest'oggi a 84 anni, e in particolare Andrea De Adamic è stato un uomo straordinario. Ecco, voi ricordate le gare di Valentino Rossi con questa sigla iniziale, bravo Simone, per noi che siamo di una generazione anteriore alla vostra, negli anni 80 era tutti gli sport motoristici, ma segnatamente la Formula 1 e poi anche il motociclismo, con Grand Prix la domenica a pranzo, e c'era Andrea De Adamic che dall'alto della sua preparazione, lui che era stato un grande campione, che aveva soprattutto illustrato il suo nome sui campi di gara di tutto il mondo, non soltanto correndo per Ferrari, McLaren, March, Surtees, Brabham
ma anche e soprattutto per l'Alfa Romeo. Al volante della Giulia GTA e prima ancora della Giulia Berlina, perché lo racconterà poi negli anni 90 di questa prima parentesi della Giulia Berlina nel campionato europeo per vetture turismo. Ecco, De Adamic fu l'uomo che nel 66 e nel 67 diventò campione europeo vetture turismo, portando la Giulia GTA a consacrarsi nel mito e portandola e permettendo al nome di questa vettura, al nome dell'Alfa Romeo, al nome dell'Autodelta, di tutti i tecnici e di tutti gli operai della casa del Biscione, di far sì che il nome Alfa Romeo Giulia potesse splendere a lettere d'oro nel mondo dell'automobilismo sportivo e continuerà a splendere grazie al suo sacrificio e alle sue capacità. E io ho sempre ritenuto i piloti automobilistici come degli esseri diversi, degli esseri superiori. Ci sono, vedete, ognuno di noi c'è un orologio da qualche parte, non so dirvi dove, ma questo orologio porta il nostro nome ed è fermo su un preciso giorno, una precisa ora, minuto e secondo. Quell'orologio ci appartiene. Alcuni di noi non ci fanno caso fino a quando l'orologio non ticchetta quel momento e si rivela nella sua appartenenza. Altri lo accettano o lo subiscono. E poi ci sono questi uomini, queste donne anche, che sono certamente esseri superiori, i quali ingaggiano contro il tempo una battaglia furiosa e lo fanno non tanto o non soltanto per l'idea del record, per l'idea di migliorare se stessi, del giro più veloce, ma perché nel loro fondo quell'andare più veloce, quell'arrivare prima, quel correre, il rombo del motore, l'automobile che pare una cosa viva, il condurla verso la vittoria e lei che conduce te verso la vittoria e non sapete più chi sei tu e chi è lei, è diventato un unico organismo vivente, sia meccanico che umano. Ecco, quel secondo beffato sul traguardo, già solo averlo rubato alla morte, già solo questo li rende superiori. Correrai più veloce per le vie del cielo, Andrea De Adamic. Grazie. E ora riprendiamo la nostra trasmissione. Permettete, ma era doveroso salutare Andrea De Adamic e ringraziarlo per ciò che egli ha fatto, anche perché da grande campione qual era, poi ha aperto la scuola di guida sicura a Varano de Melegari, e questo vi dimostra che essere dei piloti non vuol dire correre forte per strada, ma vuol dire conoscere l'automobile e soprattutto conoscere la sicurezza stradale, quando si va davvero sicuri per strada, che non è quando si appostano con l'autovelox per farti la multa per eccesso di velocità, ma è quando il fondo stradale è buono, tu conosci l'automobile, conosci le regole e non fai come quel pirla che mi camminava attaccato a paraurti stasera in pieno centro urbano, convinto di potermi sorpassare d'urgenza in un posto dove c'era la striscia continua, perché come vedete di coglioni in giro ce ne sono assai. Va bene, ma adesso chiudiamo questa parentesi stradale, ringraziamo ancora Andrea De Adamic per averci regalato le sue vittorie, le sue enormi emozioni e sensazioni, e adesso passiamo al faccia a faccia di stasera. Il primo faccia a faccia è con l'amico Maurizio Bolognetti, che ha ripreso di nuovo la via del digiuno. Questo perché? Perché si parla di referendum sulla giustizia, le ragioni del sì, e però stiamo partendo molto male, perché guarda caso il terrore è che qui parlino solo le ragioni del no, di chi non vuole la separazione delle carriere. State a sentire che cosa ci siamo detti. Andate ragazzi. E allora, signore e signori, stasera io ho di nuovo il piacere di ritrovare Maurizio Bolognetti. Giuro che non l'abbiamo fatta apposta di vestirci quasi uguali. I colori sono più o meno complementari, ma non eravamo d'accordo su questo. Maurizio, allora, tu sei, ricordiamolo, segretario dei Radicali Lucani, sei uno che è stato nella vecchia guardia del Partito Radicale, amico di Marco Pannella, quindi mi viene molto difficile fraintendere o ritenerti un fascista, anzi tutt'altro. Però tu hai ripreso la tua protesta non violenta. Intanto di che cosa si compone? Cioè è solo uno sciopero della fame o anche della sete?
Secondariamente perché? Perché mi pare che stavolta è un problema di rappresentanza proprio del tuo gruppo, dei radicali lucani. Ho capito Certo, bene? certo. Ma intanto grazie perché le parole sono importanti e tu hai molto correttamente hai detto, hai ripreso ciò che avevo appunto sospeso solo pochi giorni fa, tutto sommato. Ma ho ripreso decidendo però, anche perché prevedo che, io non me lo auguro sinceramente, prevedo che però la lotta sarà lunga Mm. e quindi ho deciso di riprendere, ma non con il digiuno o lo sciopero della sete, almeno per ora, ma attraverso lo sciopero della fame, che come sai, anche se qualcuno ci ride, ma non è, c'è molto da ridere, No, prevede decisamente no. l'assunzione di 250-300 calorie rispetto alle 2000 che dovremmo assumere circa, tenendo presente tra l'altro, così facciamo pure un po' di lezioni, anche se dovrebbero saperlo tutti, che il nostro corpo consuma calorie anche quando siamo completamente fermi. Si chiama metabolismo basale, ma chiusi questi aspetti tecnici, e che cos'è? Io do corpo di nuovo a quella che mi accompagna da sempre, al mio satyagraha, alla mia fame di verità, a questa Sì. filosofia politica che ho sposato gandhiana, questa volta anche attraverso, una volta di più, attraverso lo sciopero della fame. Perché? Ma dici bene, intanto partirei i primi a subire un danno, io credo, ma questo non vale solo per i radicali. Beh, sono i cittadini, perché se democrazia, insisto come un disco rotto, me ne rendo conto, ma il problema è che insistono pure dall'altra parte, quindi che cosa dobbiamo fare? Democrazia è conoscere per deliberare, se no non è democrazia. E allora, io, guarda, ti giuro, credetemi, credimi, le ho provate tutte per tentare per l'ennesima volta con i vertici RAI locali e non su. Non c'è stato niente da fare. Siamo di tutta evidenza, ormai è partita una campagna referendaria, di fatto, e sarà lunga, estenuante, spero che non sia basata su menzogne, anche se qualche menzogna ho l'impressione che alcuni stiano provando a farla passare. Penso per esempio a, alla reazione tutto sommato violenta, se ci pensi, di qualcuno quando altri gli hanno fatto sentire, ma manco leggere, la voce di Falcone. Ora, io sarei a favore della separazione delle carriere anche se Falcone si fosse dichiarato contro, sia chiaro. E del resto credo di avere una storia, poi insomma, ciascuno la giudichi. Dagli anni 80 in poi ho partecipato in qualità di coordinatore e di persona anche fisicamente accoglieva a tutte le raccolte firme referendarie e quindi anche a quelle sulla giustizia. Beh, ma Falcone a proposito si dichiara nel 1991 apertamente a favore della separazione È delle vero, carriere, perché dice è verissimo. questo è un sistema accusatorio. Vogliamo leggere, me lo consenti? Prego, Così. vai. Allora, eccolo qua. A quelli che dicono che stando nella tomba, ma forse perché negate la verità. 3 ottobre 91 a Mario Pirani, Repubblica, pure loro saranno fascisti, non lo so. Dice Falcone, un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono quindi esperienza, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo e nel dibattimento non deve avere nessun tipo entela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice. Il giudice in questo quadro si staglia come figura neutrale e ci mancherebbe non coinvolta al di sopra delle parti, contraddice tutto ciò il fatto che avendo
formazioni e carriere unificate con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudice e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri. E io mi fermerei qui, mi sembra chiarissimo. Come si fa a non essere d'accordo? Allora, se la vogliamo buttare in caciara, se la vogliamo buttare sulla solita storia, e quelli sono fascisti, vabbè, allora sono fascisti pure io. Oppure vogliamo tentare di usare, ma anche la componente riformista del PD. Io sono certo che se diranno no, ma lo diranno turandosi il naso, perché io non ci credo che sono per il no. Ma dai, poi per quanto riguarda altri, non so chi lo scriveva, ma meglio la chiarezza della Schlein, almeno sappiamo come la pensa, che certe ambiguità. Ma Che poi suo allora, nonno era a favore della separazione delle ah carriere, sì? tra l'altro. Sì. È di una cattiveria sto danno, te le va a pescare tutti. Non lo sapevo, No, ti io leggo i ringrazio. giornali, quindi non... Leggi i giornali? No, pure io, ma mi era Siccome sfuggito in questo questo. paese ormai dei giornali se ne fottono, ma la verità è che i giornali raccontano il paese, non è vero che non lo raccontano, è che Sì, siamo no, in ma sì, ma pochi insomma, quelli che voglio lo dire, si leggono. trovano delle cose che magari ogni tanto ti sfuggono o ti rinfrescano la memoria, il che è importante. Ecco, in ogni caso, per chi fa questo lavoro, se non leggi i giornali, veramente si è fregato. Maurizio, ti Vabbè, però posso fare una domanda? poi ti chiederò Sì, di mandarmi questa cosa della Schlein. sì, sì. Dimmi. Scusami, tu no, credo abbia conosciuto un galantuomo che risponde al nome di Enzo Tortora. Fammi un Sì. attimo una spiegazione. Ma perché ogni volta in cui si parla di giustizia, puntualmente a sinistra Tortora lo usano come santino, laico, e in questo caso però a nessuno è venuto in mente da quel lato di parlare di Enzo Tortora? Bella domanda. Veramente una bella domanda. Ero a Napoli, erano gli anni '80, questa storia veramente incredibile. Io non so se l'ho fatto vedere già l'altra volta, ma credo di no. No, Que- mostralo, que- mostralo. Questo libro è del 1985. Lo devo trovare. Lo scrive un giornalista Di chi è? della RAI, Giacomo Ascheri, a Sì? cura di Giacomo Ascheri. Guardate, ma vi dico, leggete la difesa che fa l'avvocato d'allora, Raffaele Della Valle, leggete chi erano i pentiti che magari attraverso Radio Carcere o attraverso un porta e riporta concordano anche, ma poi non si sa su che cosa, o forse si sa, magari leggete di un Tortona che a tutti i costi deve essere Tortora e, e magari pensate a quanta forza deve avere un uomo, a Milano era, giusto? Sì. Quando si viene prelevato No, lo con prelevarono a Roma perché era andato a a Roma? firmare. A Roma, Sì, era andato, hai doveva ragione, firmare il contratto per la nuova stagione di hai ragione, eri in Portobello. albergo, credo. Sì, e Vabbè, gli hanno comunque, fatto quella scena immonda con gli indegna, schiavettoni ai immonda, polsi. e che se ne pensi? Mo veramente a Busco, come quella delle monetine a Craxi, aggiungo. Beh, le telecamere che aspettavano Enzo Tortora, fatto uscire in manette come chissà fosse Al Capone, sbattuto in carcere. Provate a pensare voi di trovarvi in una situazione del genere, da innocenti, da galantuomini, come ha detto Ah, voglia. Nino, da uomini di grande spessore umano, culturale. Magari questo gli ha dato la forza necessaria, o non so da dove l'ha presa, ma è una roba che spezzerebbe in due quasi tutti. Io mi ammazzerei. Io Sì, non ce la farei a reggere una cosa del genere. ma forse anche io, quindi ci vuole una forza d'animo enorme. Enzo quella forza d'animo l'ha avuta, Marco Pannella lo ha supportato e gli è stato vicino, come è noto, e poi a un certo punto gli propone di candidarsi alle elezioni europee. Enzo Tortora viene eletto, era stato condannato in primo grado, viene eletto, e quando il Parlamento europeo arriva la richiesta di autorizzazione a procedere, insomma, Tortora dice: guardate, non ci pensate proprio a negarla, perché io voglio andare lì e voglio difendermi da queste infamanti accuse. Ovviamente la spunta in secondo grado, in appello,
ma per quanto tempo c'è stata gente, per quanti anni, c'è stata gente che magari ha detto un po' pappagallescamente, poi magari si sa come funziona, ma qualcosa c'era. Ah sì, Vabbè, c'erano ma Pandico, no, c'erano appunto, Pandico, Pasquale uno Barra. psicopatico, Pasquale Barra che poi si dissocia dopo aver detto delle cose, c'è quello là che squarcia il petto di Francis Turatello, Lui. c'è Gianni il Bello, Madonna ragazzi, com'è bello Gianni il Bello, ma Che guarda, avevano visto è Tortora spacciare la storia. droga dietro le quinte ad Antenna 3 Lombardia, ma vi Cioè, rendete ma conto che roba roba? veramente, ma come si fa? Io mi chiedo come fa un inquirente, eppure quegli inquirenti, lo sapete una cosa? Ovviamente hanno fatto carriera negli scatti Certo, automatici, ma certo. anche su questo presentammo un quesito referendario. Così come quando abbiamo presentato un quesito referendario sulla separazione delle carriere, per esempio uno degli ultimi, 25 anni fa, 2000, beh, non raggiungemmo il quorum, è vero, ma il 70% degli italiani votò a favore, attenzione, e votò solo il 32% in situazioni che spesso non onorano il diritto alla conoscenza, Vabbè, ma sai, però a quel tempo ce l'avevano con punto. Berlusconi, perché quello Beh, è brutto, chiaro, sporco e ma cattivo uno era lui. ce la deve tenere sempre con qualcuno. Allora, tornando però a bomba, io vorrei, ma chiaramente saremo smentiti, figurati, perché tanto qui io non ce l'ho, perché non la mettiamo mai su questo piano, non ce l'ho con i magistrati. Un magistrato che fa quello che hanno fatto Di Pietro e Di Persia a Tortora, Marmo e non mi ricordo chi altro, forse dovrebbe essere chiamato a rispondere dei suoi errori, direi. Ma comunque, non è una cosa contro, è una cosa a favore anche degli stessi magistrati, direi, per fare chiarezza, perché in un processo noi dobbiamo avere tutti indistintamente la garanzia che il giudice sia appunto realmente parte terza rispetto, lo volete chiamare avvocato dello Stato, dell'accusa e all'avvocato della difesa. È una garanzia per tutti. E vorrei che la discussione, così come le elezioni a sorteggio dei membri del CSM, come è stata formulata, ma a me sembra un passo avanti contro un sistema correntizio che magari viene sofferto, perché no, non dico dalla maggioranza dei magistrati, ma che costringe a raggrupparsi. No, io direi che invece sono due provvedimenti, dico finalmente, è frutto e sono figli di una decisione del governo Meloni. Viva il governo Meloni, viva chi ha votato questa roba qui, finalmente ci sarà un referendum confermativo costituzionale, chiamatelo come volete, sono già pronti i comitati, mi sembra che gli stessi parlamentari siano Sì, andati sì, a sono state firmare. depositate stamattina le firme, quindi. Benissimo, e allora però stiamo al merito, non mentite al popolo italiano e soprattutto non venga consentita la menzogna senza contraddittorio. Ecco perché io vorrei che quando uno si alza e dice state mentendo, ma quando mai Falcone? Scusa un attimo, c'ho la registrazione, proprio in audio te lo faccio sentire, e a parte questo, spero che fino alla fine si mantenga, cosa che non è avvenuta spesso ultimamente, un equal time reale in termini di informazione, che l'informazione ci sia completa. Ecco appunto, io dico che c'è una componente politica e una storia politica che ha promosso negli scorsi giorni un manifesto appello, un comitato, di questo comitato ne fanno parte alcuni avvocati, ex membri del Consiglio regionale della Basilicata, qualche collega giornalista, poco fa è giunta l'adesione di un socialista, l'ex sindaco di Lavello, c'è il direttore dell'Avanti, c'è il condirettore di questa radio, di Radio Libertà. Evviva, no? Confrontiamoci nel merito, perché io non credo che il governo commetterà l'errore che commise Renzi di trasformare questa tornata referendaria in un referendum pro o contro il governo. Decisamente no. Ho l'impressione che però dall'altra parte ci stiano provando. Sbagliato.
state sbagliando, cari amici, cari compagni, anche nella componente riformista. Mi dispiace che vi siate appiattiti sulle posizioni di Schlein e qualcun altro. Opportunamente il nostro Nino Danna ci ha ricordato che il papà della Schlein Il invece nonno. la pensava, il nonno la pensava diversamente. Guarda, te la cerco mentre stai parlando, perché a questo Volentieri. punto, sì, il punto è nonno, Schlein, separazione. Questo, cioè, non è che io me le invento le cose, carriere. Questa era sul Libero, mi pare, l'altro giorno. Ok. Comunque, dov'è? Ecco qui, il Giornale. Il Giornale, questo è un pezzo che è del 12 novembre 2024. Separare le carriere e punire chi sbaglia. Ecco, la giustizia secondo il nonno della Schlein. E adesso vado a leggere il pezzo, che è peraltro di un amico, un altro gradito ospite di questo programma, Felice Manti. State un po' a sentire cosa scriveva nel novembre di un anno fa Felice Manti. Nonostante un momento, perché qua leggerlo dal telefonino è un problema. Nonostante la forza notevolissima della corporazione dei magistrati, io credo che si arriverà alla separazione delle carriere, perché gli abusi che stanno facendo alcuni pubblici ministeri, che ormai si considerano intoccabili, sono tali dunque che non è possibile concepire che poi quel magistrato vada a fare il giudice. Sembra di ascoltare un pericoloso politico di centrodestra, invece a parlare al Consiglio Superiore della Magistratura è il nonno di Elly Schlein, Agostino Viviani, partigiano, membro del Comitato di Liberazione Nazionale a Siena nel PSI, quindi mi viene difficile definirlo fascista. È un socialista. Senatore socialista dal 72, presidente della Commissione Giustizia, è uno dei padri del garantismo ed è stato autore di capisaldi della giurisprudenza come Ingiustizia e illegalità di Stato e La degenerazione del processo penale, in cui raccoglie e commenta una serie di casi di ordinaria ingiustizia. È sua la firma dietro leggi come la 194, che mise ordine nel caos dell'interruzione di gravidanza. Quando nel 1989 cambiò il codice penale, ecco, piccola chiosa a quello che dicevi tu citando Falcone. Falcone parlava di sistema inquisitorio perché eravamo nel periodo in cui era entrato il nuovo codice penale, che era passato dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, e soprattutto prevedeva appunto il giudice terzo e imparziale e le due parti su una posizione di parità. Ora, questo benedetto codice, codice Vassalli, perché la commissione fu guidata da Giuliano Vassalli, è la Salerno-Reggio del diritto, perché sono 36 anni che lo modificano ogni 2x3. Quindi fatevi un po' il conto voi. Mi piace il riferimento alla Salerno-Reggio. Ma è la verità, perché l'hanno riformato ogni anno. Comunque, venendo a noi, tornando al pezzo di Felice Manti su Il Giornale, quando nel 1989 cambiò il codice penale, Viviani era certo che quella riforma sarebbe rimasta monca senza la separazione delle carriere, per una ragione semplicissima, perché gli abusi che stanno facendo alcuni pubblici ministeri, che ormai si considerano intoccabili, sono tali dunque che non è possibile concepire che uno di questi, scusate un attimo, che poi quel magistrato vada a fare il giudice. Una previsione, la sua, che forse troverà compimento col disegno di legge costituzionale che il centrodestra ha finalmente portato in Parlamento e che poi dopo un anno è stato approvato, come sappiamo, e sarà sottoposto al referendum. Nonostante la forza notevolissima della corporazione dei magistrati, io credo che si arriverà alla separazione, la sua profezia a fine anni 90. Si arriverà magari attraverso un passaggio, separazione delle funzioni o più profonda, ma tutti rimangono nell'ordine giudiziario. Ricordo che riusciva a tener testa ai magistrati che lo rispettavano in silenzio, sottolinea l'avvocato Ivano Iai, ieri al Senato per un'audizione sulla riforma del sistema accademico, artistico e musicale nella sua veste di presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori. Chi ha grande preparazione, onestà intellettuale e riconoscimento reciproco dei ruoli, nel modo in cui questi valori erano sentiti e interpretati da Viviani, riesce a farsi ascoltare e rispettare.
Tanto ti dovevo, ora te la mando su Bravo WhatsApp. Felice Vai avanti. Manti, grazie a Felice Manti e al Libero che ci hanno ricordato questa pagina di questo. Non dico che non poteva che essere socialista, però insomma quella storia ci ha Ecco regalato fatto, spedito. pagine importanti. Volevo dirti, no, Sì. ma insomma, non so se hai sentito parlare di colpo di Stato pure tu, qualcuno l'ha evocato, non mi Sì, ricordo, sì, ma ho io ho capito che sentito... cosa, oltre chiaramente se c'è il fascismo c'è pure il colpo di Stato, ovviamente, però facevano giustamente notare, ma perché vi state strappando le vesti? Il nuovo si fa per dire nuovo, a parte le cose che andavano modificate perché ci saranno 2 CSE, no? Ma il nuovo articolo 104 esordisce come il vecchio articolo 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e quindi, scusate, di che capperi stiamo parlando? Il governo vuole mano Sono le libera, vere mano libera ragioni su che cosa? ma su che cosa stiamo dibattendo? Ma questo bisognerebbe chiederlo al professore di diritto privato Giuseppe Conte, no? Che Perché lui che già, sa di no, ma latino io sono rispetto a basito noi. perché c'è un costituzionalista dall'altra parte, adesso non ricordo il nome, perdonami, ma veramente sono un po' perplesso. Guardate, a me sembra una riforma di minima proprio di civiltà giuridica, una garanzia, ripeto, ma è quasi stucchevole doverne parlare per me, e invece siamo in un paese che, come hai detto tu, hai evocato la Salerno-Reggio, hai fatto bene, ma dovevamo farla anni e anni e anni fa questa riforma, e stiamo invece qui al colpo di Stato, i fascisti, Licio Gelli, la Sì, P2, poi ogni volta Berlusconi. Perché poi l'altra cosa è questa, quando Berlusconi diceva questa cosa, pace all'anima sua, puntualmente, ma lui era la tessera 1816 della P2 e questo chi era se nel ne piano di fotte? rinascita nazionale. Ora, permettete, non è che se stamattina Adolf Hitler camminando per strada ha detto oggi è una bella giornata, allora noi non dobbiamo dire che è una bella giornata perché l'ha detto pure Adolf Hitler. Cioè, un'idea buona, se è idea buona, va valutata per quello che è, non per chi la dice. Certo. La polemica, se la vogliamo fare, facciamola sulle idee e non sulle persone, perché in questo paese, in questo fottuto paese, scusa l'espressione, No, io sono d'accordo, figurati. ma Pannella avrebbe usato probabilmente espressioni anche più pesanti. In questo Pochino. fottuto paese la polemica è sempre sulle persone. Dice, Sì. ma la separazione delle carriere è una cosa buona o cattiva? Sì, è buona, però siccome la propone il centrodestra, perché vi vorrei ricordare che storicamente questa cosa è stata proposta anche dal centrosinistra. Allora, quando la proponevano Scusami, il loro... referendum di cui parlavo prima, promosso dai radicali, SD, Partito Repubblicano. Allora, quando ne parlavano loro era cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Quando la propongono quelli del centrodestra, allora diventa, no, guardate che sono una manica di cornuti che vogliono distruggere lo Stato, vi metteranno tutti la divisa nera e vi faranno saltare nel cerchio di fuoco. Basta, sta storia non la beve più nessuno. E La beve speriamo che solo non la chi va a berranno. votare la Salis perché è convinto di altro, ma basta, vi prego, anche perché voglio dire, si può essere tranquillamente conservatori senza avere nostalgia dell'uomo forte, senza avere bisogno di rifarsi a Putin e soprattutto si può essere tranquillamente conservatori e vi garantisco che non è una malattia con la quale si muore. Ma Quindi ci non sono succede niente se ci uno sono è certi, tra conservatore. virgolette, conservatori di sinistra che a me francamente fanno un po' paura, perché sono quelli che magari devono fare a discapito, io dico, di buona parte della magistratura, il partito di questo quel PM, il partito di questo quella procura, e che magari sono pronti a cavalcare anche con pseudo inchieste o teoremi, o magari il giornalista che dice che fa l'inchiesta ma in realtà diventa semplicemente corpo contundente di una velina che gli è stata passata da qualche procura della Repubblica, e poi magari si sgonfia tutto come una bolla di sapone. No,
io sono uno che ha dimostrato, credo in vita sua, di avere anche, non lo so se è intelligenza, ma per me stato di diritto significa, se mi rendo conto che c'è una indebita ingerenza nell'attività di un PM, io sono pronto a dire lasciatelo lavorare. Poi si vedrà. Questo per me è stato di diritto. Sul garantismo, io sai perché non uso quella parola? Perché preferisco stare con Leonardo Sciascia, perché ha assunto un po' di ambiguità quella parola. Io sono per lo Stato di diritto, per la Costituzione, per lo Stato di diritto democratico, e quindi come faccio a non essere pure per la separazione delle carriere, contro gli incarichi extragiudiziari, contro la lottizzazione del CSM e contro tutte queste contro il e magari a sistema favore. Palamara. A me mi dispiace, tu sai come la penso io credo che trasformare, ma non perché io voglia impiccarlo, allora intendiamoci ragazzi, c'è un malinteso senso della coerenza a volte. Che cosa voglio dire? Sì. Noi possiamo, anche quando cambiamo idea, siamo coerenti. L'importante è che si cambi, no? Perché è un processo quello di cambiare idea, qualcosa che metabolizzi, interiorizzi. E quindi sei coerente. Nessuno quindi deve essere impiccato a un malinteso senso della coerenza, perché Certo. altrimenti ci condanniamo all'inferno e torniamo al discorso che facevi tu. Bisogna stare attenti, richiamare sempre se stessi e ricordarci che la critica anche non è ad personam, ma magari anche forte a volte, rigorosa, e agli atti e alle omissioni eventualmente, perché se no anche io stesso condannerei anche me stesso. No, la religione cristiana, diceva l'arcivescovo di Tunisi in un incontro su altri temi, diceva, e però aveva ragione, è l'unica che prevede il perdono delle grandi religioni monoteiste. Vabbè, ma a parte questo, scusatemi le divagazioni. Allora, però Palamara, francamente, potessi dirglielo, in quel 2019, aiutami a ricordare Nino, in cui improvvisamente tutti caddero dal pero, ma non Martelli e qualcun altro, che fece un fantastico editoriale sul Poglio, dicendo, ma come, non me ne siete accorti fino a ieri della lottizzazione del CSM? E in cui arrivammo al punto, caro Nino, di avere, scusa, io tengo sempre qua a portata di mano, di avere l'ex ministro della giustizia Alfonso, noi ti vogliamo Fofò bene. Bonafede, detto Fofò anche Fofò DJ. Vabbè. Ah sì, perché faceva il DJ. Cioè, mentre a giugno del 2019, per farsi vedere, il ministro Bonafede diceva ci vuole un muro tra magistratura e giustizia, pochi mesi prima, a febbraio-marzo del 2019, i suoi in Basilicata dicevano se vinciamo noi, l'assessore alla sanità lo fa un magistrato, ma non vi diciamo il nome, però vi diciamo che è esempio di terzietà. Non basta, subito dopo il voto c'è il candidato presidente che non vince, verrebbe da dire per fortuna, e gli fanno una domanda, dice, ma su questo magistrato ci fai il nome adesso? Dice, no, però posso garantirvi che farà carriera perché è un bravo magistrato. Ah, ecco, ho capito, quindi la carriera dipende dai candidati alla presidenza di un magistrato, dai candidati alla presidenza della regione. Siamo commossi. Sei commosso pure tu? Pure Sì, io sì, sono sì. commosso, infatti ho scritto Ora al come CSM, finiamo vado a piangere in bagno. a Mattarella, presidente del CSM, al ministro Bonafede e a chi più ne ha più ne metta, chiedendogli ragione. Dico, ma secondo voi, al di là del fatto, non dico che è una questione di illegalità, ma la domanda che Di faccio io a te, opportunità. bravo, ma la domanda che faccio io a te, tu al posto mio cosa ti saresti aspettato? Perché io in prima battuta interrogo il Tribunale di Potenza, facendogli presente che questo modus operandi comporta il fatto che tu prendi l'intero palazzo di giustizia e te ne fai scudo e te ne fai forte in campagna elettorale. Ti aspetti che intervengano? No. Vabbè, sarò matto io, che te devo dire?
Senti Maurizio, per arrivare a conclusione, perché abbiamo anche ancora pochi minuti, la tua protesta, cosa possiamo fare perché la tua protesta cessi? Beh, intanto già hai fatto moltissimo in questo caso. Vabbè, qua vieni quando vuoi, lo sai, non è Lo un so. problema. Il problema, Nino, è che io non posso tollerare, e poi forse sarò eccessivo, ma cerco di farglielo capire in tutti i modi. Io non posso accettare da cittadino di questa Repubblica, ma vale per me, varrebbe per altri, perché io credo di questa difesa l'ho fatta anche per altri, ma io non posso accettare che il servizio pubblico radiotelevisivo diventi a volte manganello, si arroghi il diritto di censurare, di rimuovere, e per quanto mi riguarda, ma lo dico a qualche magistrato che magari è oggi magistrato in quiescenza, poi quando hanno usato, tu, io sono un poco ignorante, tu lo sai, ho letto magistrati in quiescenza, ho detto mamma mia, che è sta quiescenza? È una malattia. Invece è in pensione, praticamente sta per andare in pensione, che fa l'opinionista, lo dico qui da queste parti in Basilicata. Guardate, avete saltato la parte dell'articolo 294 del codice penale, è vero? Perché quello dice che chiunque con violenza, minaccia e inganno, e il legislatore fu saggio nell'introdurlo. E secondo me il caso di reiteratamente questo articolo è stato violato, temo, dalla Rai Radio Televisione Italiana in quanto servizio pubblico. Dopodiché, ecco, appunto, vorrei che la Rai si comportasse in maniera da onorare quell'articolo e da onorare il diritto alla conoscenza, quello che stiamo onorando in questo momento da queste frequenze. Io però spero che tu non me ne voglia, e poi mi taccio, come diceva qualcuno, anche se non è corretto. Leonardo Sciascia, un altro che poveraccio, ma che posso farci, diceva, come show, diceva che i negri prima li si costringe a fare i lustrascarpe e poi si dice che sanno solo fare i lustrascarpe, prima mi si attacca e poi mi si fa il rimprovero di essere attaccato. Io ho dovuto fare i conti da 30 anni a questa parte, prima con coloro che non credevano o non volevano credere all'esistenza della mafia, e ora con coloro che non vedono altro che mafia. Ogni riferimento ai cosiddetti professionisti dell'antimafia è puramente voluto, ovviamente, e poi chiude in futura memoria: lo riconosco, il dono dell'opportunità e della prudenza, ma si è come si è. Ecco, mi sa che pure Nino Dan non c'è dell'opportunità e della prudenza, e io ne sono contento, e forse è per questo che sono sempre un po' frizzanti le nostre chiacchierate. Meglio così, mio caro, insomma. Assolutamente. E allora ci auguriamo che la Rai recuperi questo servizio pubblico dandoti voce, se no noi lo facciamo volentieri il servizio pubblico senza chiedere soldi agli altri. Questo è servizio pubblico. Ecco, grazie. Anche più di qualcun altro che se l'è venduto per una vita. Mi taccio. Amen. Un abbraccio a te e agli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
some yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia, alle 19, 20 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi con Zoom. Il Drive Time in mezzo ai fatti, puntata numero 1072 di stasera, mercoledì 5 di novembre dell'anno del Signore 2025. Avete ascoltato le parole di Maurizio Bolognetti. Vi diamo le ultime notizie. Dall'ANSA, Al-Masri arrestato a Tripoli, il governo, lo sapevamo, è una delle ragioni dell'espulsione. La decisione della procura, la legale di una vittima, chiederemo il risarcimento al governo italiano. Il generale libico era stato fermato in Italia lo scorso gennaio e poi rimpatriato, accusato anche della morte di un prigioniero. Le reazioni dell'opposizione, figura vergognosa dell'esecutivo. Ancora la sentenza di secondo grado, Alessia Pifferi condannata a 24 anni, la pena è stata ridotta in appello. Per chi non lo ricordasse, la signora era stata condannata in primo grado all'ergastolo perché aveva lasciato morire di stenti sua figlia Diana di appena 1 anno e mezzo nel luglio del 2022. Lei se n'era partita con un amico, insomma se n'era andata e aveva lasciato questa bambina da sola nell'appartamento. Dopo 6 giorni l'hanno trovata morta quando lei è tornata. Questa sera è stata lasciata, per la precisione, la piccola Diana con soltanto una bottiglietta d'acqua e un biberon di latte a disposizione. Io non ho parole. Questa sera le hanno dato 24 anni di carcere, in primo grado le avevano dato l'ergastolo, e vedremo che cosa succederà in Cassazione, perché chissà se la sentenza sarà impugnata o se diverrà immediatamente esecutiva, se non verrà impugnata. Vedremo che cosa succederà con questa storia, brutta storia che riguarda il dolore di una bambina lasciata a morire da sola da sua madre. L'intesa ha firmato il rinnovo del contratto della scuola, aumenti medi di 150 euro. Le tempeste di neve e valanghe, la Farnesina, nessuna notizia di altri 5 italiani nel Nepal. E poi l'accordo UE sul clima, taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. Intesa al Consiglio dell'Ambiente, tra le clausole 5%, crediti globali, arriva il piano per l'alta velocità. Insomma, l'Europa ha deciso di suicidarsi in grande stile. Per finire, diamo un'occhiata anche alla BBC. La Corte Suprema sta valutando le decisioni e l'uso del potere fatto da Trump nell'imporre i dazi e i superdazi, e Mandani, il nuovo sindaco di New York, che entrerà in carica a Capodanno, dice che lui rappresenterà la città contro Donald Trump. Vabbè, lasciamo stare. Adesso è il momento del secondo faccia a faccia di questa sera. Torna a trovarci Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca, uno dei principali sindacati dei bancari. Stasera parliamo di 2 cose molto interessanti. Prima di tutto di bonifici istantanei e poi parliamo anche
del tributo che le banche dovranno pagare su richiesta dello Stato a seguito degli extra profitti. Che cosa succederà a noi clienti? State a sentire che cosa ci siamo detti. Alla fine di questo faccia a faccia ci saluteremo con Ivano Fossati, La musica che gira intorno del 1983. Appuntamento domani alla solita ora 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera e adesso il faccia a faccia con Fulvio Furlan, segretario generale Wilca. Andate ragazzi. E allora questa sera io ho il piacere di ritrovare un gradito ospite che ci ha accompagnato tutta la estate a Capitaneria di Porto, ma ci ha accompagnato anche nei mesi scorsi. È il segretario generale della Wilca, Fulvio Furlan. La Wilca, vi ricordo, è uno dei più importanti sindacati del settore bancario. Quest'anno, tra l'altro, festeggia pure i suoi primi 75 anni. Segretario, allora, intanto bentornato e ben trovato. Stasera parliamo di una cosa, grazie a lei, stasera parliamo di una cosa che quando si è saputa, io onestamente ho baciato lo schermo del computer dove avevo letto la notizia. Il bonifico istantaneo. Finalmente, io ricordo i bonifici che ci voleva una settimana, poi sono passati a se li fai entro le 12 o le 13 a seconda della tua banca arrivano l'indomani. Io penso a tutti quei bonifici fatti alle 5 del pomeriggio di venerdì che arrivano il martedì e a tutte le benedizioni che manda la gente comune a chi fa bonifici di questo genere. Ecco, la vostra posizione qual è? Ma intanto è un servizio ulteriore che è a disposizione della clientela e quindi come tale ben venga. C'è questa disposizione che diciamo che i bonifici istantanei c'erano anche prima, non era però un servizio che è offerto da tutte le banche e soprattutto aveva dei costi aggiuntivi rispetto al bonifico ordinario. Con queste nuove disposizioni tutte le banche si devono attrezzare per poterlo rendere disponibile alla clientela e non deve avere dei costi aggiuntivi. È una possibilità in più, soprattutto per favorire una maggiore tempestività e, diciamo così, superare quei fastidi a cui faceva riferimento quando c'è bisogno di inviare delle somme per operazioni urgenti e non bisogna attendere un lasso di tempo eccessivo che, va detto, in precedenza era dovuto da un lato alle conoscenze tecnologiche che c'erano un tempo che non consentivano di fare evidentemente un'operazione immediata, ma anche da ragioni di sicurezza che ovviamente con i progressi tecnologici si possono oggi affrontare in modo più efficace. Senta, quando si parla appunto del bonifico, tutti noi sappiamo che c'è quel giorno, mi scusi se uso il termine inappropriato, bancabile credo sia. Di valuta intende? Di valuta, sì, il fatto che stando un giorno, cioè essendoci questa differenza tra la valuta e la disponibilità effettiva, su quello la banca lucrava del denaro, cioè ci guadagnava qualcosa. Con il bonifico istantaneo immagino che questo crei un problema alle banche, o ci guadagnano ancora? Ci guadagnano per la commissione che viene richiesta per fare i bonifici, non hanno questo, nel caso del bonifico immediato, non hanno questo piccolo ma comunque esistente sfalsamento tra la valuta di accredito e la valuta di addebito. Che sia di 1 o 2 giorni, probabilmente stiamo parlando di somme per il singolo bonifico risibili,
è chiaro che se le moltiplichiamo quella somma risibile di calcolo dell'interesse, perché la valuta è il giorno in cui si maturano gli interessi, moltiplicato per i miliardi di operazioni che vengono fatte, possono determinare comunque somme anche considerevoli, ed è chiaro che questo è uno degli elementi per cui le banche possono avere minor vantaggio rispetto a un'operazione di bonifico immediato. Dopodiché non credo che, soprattutto in un'epoca di utili come questa epoca in cui le banche stanno facendo miliardi di utili, sia questo un fattore che sposti la possibilità di reddito delle aziende bancarie. Quindi è effettivamente comunque un elemento nuovo che si inserisce dentro questa dinamica, queste nuove operazioni. Ecco, visto che lei parla dei miliardi di utili delle banche, come sa la finanziaria, insomma, chiede un contributo agli istituti di credito, ma non è che qui finisce poi come è finita una volta quando ci furono le famose lenzuolate di Bersani, che tolsero quella sovrattassa da 2,50 €, quant'era, da 2 euro sulle ricariche dei telefonini, e poi però salirono le tariffe dei telefonini. Cioè non è che poi magari noi contribuenti, noi clienti delle banche la scontiamo in un altro modo. Il rischio ovviamente c'è, perché le banche sono aziende private che applicano i costi per i propri servizi come una qualsiasi azienda, e che possa esserci questa tendenza da parte delle banche a recuperare questi maggiori oneri sulla clientela, e io aggiungo da sindacalista che è possibile che ci proveranno anche sulle lavoratrici e sui lavoratori. Ovviamente bisognerà verificare, vigilare e impedire che tutto ciò avvenga, perché crediamo che se in un sistema come il nostro è corretto, un sistema come dire, dove serve che la fiscalità sia al servizio di una maggiore benessere della collettività, chi ha di più possa dare di più. Effettivamente le banche in questo periodo hanno possibilità ingenti per cui possono contribuire a favorire una manovra l'inserimento di risorse in manovra finanziaria a favore della collettività. Se poi queste, come sembra, dovrebbero andare a favore della sanità pubblica, il servizio che viene fatto a tutta la collettività su un tema di grandissima importanza, grandissima rilevanza. Del resto la UIL lo dice da tempo, non lo dice da quest'anno, lo dice da anni, che se c'è necessità di reperire risorse si devono reperire dove le risorse ci sono. È stato sollevato il tema dei famosi extra profitti, al di là che siano extra o che siano profitti, dove ci sono risorse si può attingere. Quello che potrei dire da soggetto che opera nel settore bancario è che le risorse non ci sono solo nel settore bancario, ci sono anche in altri settori che soprattutto in questi anni hanno fatto notevoli utili, e quindi non a compensazione di un minore onere sulle banche, ma in aggiunta potrebbero essere fatte iniziative anche su altri settori, in modo che a beneficiare della collettività non ci siano solo, si possa beneficiare per la collettività non solo delle risorse che arrivano dal settore del credito, ma anche di altri settori altrettanto ricchi. Segretario, ripensando un attimo ai bonifici istantanei, ma così le banche non rischiano in fondo di diventare, oppure rischiano di cannibalizzare per esempio il settore dei money transfer? In realtà da un lato, come dicevamo, ci sono degli obblighi che prima le banche non avevano, e come abbiamo detto ci possono essere potenziali minori ricavi. Dall'altro possono in realtà diventare
competitor in ambiti che come i money transfer, ma anche come quelli dei servizi offerti dalle fintech, dove prima erano magari meno competitivi. Di conseguenza credo che poi, come tutte le vicende della vita, ci sono risvolti positivi e negativi, bisogna vedere come si affrontano le questioni. E la cosa più importante, credo, per noi che siamo soggetti sociali attenti alle persone, alle lavoratrici e ai lavoratori, sia in quanto sotto il profilo professionale, ma anche sotto il profilo personale e umano, l'importante è che tutte queste situazioni vengano gestite mettendo al centro il benessere, l'interesse delle persone, soprattutto quelle più fragili e più deboli. Quindi ben venga uno strumento che favorisce e migliora la vita delle persone, cercando di vigilare su potenziali effetti negativi o distorsioni che comunque bisogna sempre c'è sempre il rischio che possano essere messi in campo. Ci stiamo avvicinando alla fine di quest'anno. Com'è stato questo 2025 per il vostro settore? Cominciamo a tirare magari qualche riga del bilancio. È stato un periodo particolarmente intenso di situazioni che richiedono una gestione continua. Intanto si è verificato nel settore bancario alcune operazioni di aggregazione di particolare rilevanza, che ancora non hanno prodotto i loro effetti, soprattutto sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma che sicuramente li produrranno. Mi riferisco a un'operazione come Biper con Sondrio, piuttosto che Montepaschi Siena con Mediobanca, che è un'operazione che impatta sul mondo finanziario in modo rilevante, considerando l'importanza delle banche coinvolte, ma anche delle conseguenze indirette, ad esempio su una compagnia di assicurazione così importante come Generali. Quindi queste sono operazioni che andranno gestite nei prossimi mesi. Si sta iniziando a vedere come le aziende intendono strutturarsi e quali effetti si produrranno sulle lavoratrici e sui lavoratori. In più è stato un periodo, un'annata nella quale è continuato il trend positivo di profitti da parte delle aziende sia bancarie che assicurative, e questo è da un lato molto positivo, perché il settore economico finanziario è un settore centrale per la vita del paese, è indispensabile per dare servizi alle persone, ma anche per sostenere famiglie e imprese e tutelare il risparmio. Quindi questo settore, quando è solido, può essere fondamentale per costruire un paese con una maggiore distribuzione della ricchezza, nell'auspicio che sia più equa possibile, e la possibilità di crescita del paese. Certo è che bisogna che le condizioni che lo hanno creato siano mantenute e che questa ricchezza non rimanga a beneficio di pochi. Questo lo dico sia per esempio al discorso che facevamo prima sulla tassazione, ma anche poi ovviamente la sindacalista del settore per le ricadute sulle lavoratrici e i lavoratori, considerando che stiamo aprendo la trattativa per il rinnovo del contratto degli assicurativi, e l'anno prossimo scadrà a marzo, e l'anno prossimo il contratto dei lavoratori del credito, e quindi auspichiamo che con aziende solide e con i profitti che producono ci possa essere una distribuzione anche per il personale, senza intaccare l'occupazione, che resta un fattore estremamente importante. Quindi sotto il profilo delle relazioni sindacali, credo che sia stato molto importante raggiungere un accordo sulle agibilità sindacali che consentono alle organizzazioni sindacali di avere le risorse per stare il più possibile vicino alle lavoratrici e ai lavoratori e offrire al meglio il nostro servizio di assistenza e di tutela
e di valorizzazione delle persone che lavorano nei nostri settori, e che sia estremamente importante l'avvio dei lavori della cabina di regia prevista dal contratto nazionale, perché è secondo noi un nuovo strumento di relazioni sindacali indispensabile per gestire i processi che sempre più in evoluzione, soprattutto quelli determinati dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie. E lo dico anche rispetto a un tema fondamentale per noi, che è il benessere lavorativo, per il quale secondo noi la cabina di regia al più presto dovrà far partire un'indagine di clima di settore per tastare effettivamente come le lavoratrici e i lavoratori vivono nelle aziende e poter intervenire dove ci sono situazioni di criticità. Ecco, il clima lavorativo, perché molti dicono, vabbè, tanto l'impiego in banca è un impiego sicuro, tranquillo, che problema c'è? Ora, a parte il fatto che il primo terrore, immagino, sia sempre quello del tizio che entra con la pistola addosso e vuole rapinare, perché malgrado la sicurezza, tutte le misure che ci sono oggi, gesti così possono sempre accadere. Ma quanto in realtà è pesante fare questo lavoro? Nel tempo è diventato sempre più pesante, perché se da un lato il rischio rapine cui faceva riferimento è non è scomparso ovviamente, ma è progressivamente calato, anche perché c'è minore disponibilità di contante, quindi è più difficile, insomma, però casi ci sono sempre, ma è diventata sempre più complessa l'attività dell'operatore bancario, perché sono cresciute le necessità di raggiungere obiettivi sempre più sfidanti nella vendita dei prodotti, quindi ci sono politiche commerciali estremamente invasive che noi diciamo troppo spesso si trasformano in pressioni indebite commerciali. C'è un progressivo aumento delle attività da svolgere, che comporta da un lato maggiori responsabilità anche individuali per le persone e sempre maggiori carichi di lavoro, in un contesto dove le banche tendono a ridurre se possibile il personale. Per questo prima facevo riferimento al mantenimento dell'occupazione come uno degli obiettivi che noi ci poniamo estremamente importanti da raggiungere. Quindi tutto questo complesso di situazioni, la necessità di raggiungere obiettivi, pressioni commerciali costanti, cariche di lavoro, maggiori responsabilità hanno acuito moltissimo negli anni l'incidenza di patologie da stress e cosiddette patologie da stress da lavoro correlato. Passi avanti ne stiamo facendo, ma è significativo un fatto, che nell'ultimo rinnovo del contratto nazionale noi abbiamo nella Commissione sulla salute e sicurezza prevista a livello nazionale dal contratto nazionale, è stato inserito, condiviso con ABI, quindi è condiviso con la parte datoriale, che serve un focus sulle situazioni di stress da lavoro correlato. Questo dimostra che l'esistenza di questa patologia, di queste situazioni, non è conclamata, esiste, e quindi bisogna avere grande attenzione a monitorarla e per poter intervenire al più presto, perché le segnalazioni che noi riceviamo dalle lavoratrici e dai lavoratori è che la loro situazione psicofisica è sempre più al limite rispetto a un tempo in cui c'era magari più rischi, come diceva lei, per chi lavorava nelle filiali, poi fondamentalmente per le rapine, ma c'era un ambiente di lavoro più sereno, più tranquillo, che oggi diciamo è in molte parti e quasi ovunque dimenticato, acuito ulteriormente dal fatto che le filiali sono sempre meno, e non è un caso che noi facciamo una battaglia molto importante contro la desertificazione bancaria, perché tra tutti gli effetti della desertificazione, sociali, economici, l'impatto sulla clientela, c'è anche il fatto che poi le persone che lavorano spesso si trovano a lavorare in filiali piccole, magari da soli, devono cambiare filiale spesso, cioè tutte situazioni di
sempre maggiore incertezza che acuiscono gli effetti di un lavoro che è sempre più stressante. Ecco, per finire, segretario, intanto ringraziandola del suo tempo e della sua disponibilità, a parte il fatto che mi permetta di dirlo con un certo orgoglio, noi il tema della desertificazione bancaria l'abbiamo affrontato in pieno agosto. Ora, questa settimana hanno scoperto tutti la desertificazione bancaria. Difatti io l'ho pensato, ho detto buon caffè ai colleghi e agli altri che si sono svegliati e hanno scoperto la desertificazione bancaria. Noi ci eravamo già alzati, per fortuna, e avevamo preso già il caffè. Ma detto ciò, segretario, i prossimi appuntamenti quali saranno ora? I prossimi appuntamenti sono immediati, sono la convocazione con ABI della cabina di regia di cui parlavo prima, perché sono appena partiti i lavori, ma c'è tanto lavoro da fare, ci sono tanti impegni. Adesso ci saranno 2 o 3 riunioni in sede tecnica, poi ci sarà un'ulteriore riunione in sede politica, perché noi abbiamo necessità di far funzionare questo strumento per la logica con cui è nata, poter essere un osservatorio importante dei cambiamenti, un osservatorio costante dei cambiamenti, in modo da poter intervenire per gestirli tempo per tempo, se possibile addirittura anticipandoli, invece che arrivare con soluzioni successive. Questo crediamo che possa essere un elemento di grande innovazione anche nelle relazioni sindacali del nostro settore, che sono sempre, se posso dire, comunque estremamente evolute nel mondo del lavoro. E quindi questo è un appuntamento importante, e il successivo ovviamente sarà cominciare al più presto a predisporre una piattaforma per il rinnovo del settore del contratto del settore del credito, perché, come dicevo, scade a marzo, ma prima serve un lavoro preparatorio importante perché le organizzazioni sindacali definiscano la piattaforma rivendicativa, che deve avere sia dei risvolti in tema normativo, sia dei risvolti ovviamente in tema di rivendicazione salariale. In questo poi la Wilca, se posso parlare di noi, certo, si accinge, come ha fatto la WIL, ha avviato il percorso congressuale, e quindi noi faremo un consiglio nazionale la prossima settimana, dove partirà il percorso congressuale di categoria, che culminerà a maggio dell'anno prossimo, e quindi sarà un'occasione straordinaria, come tutti i percorsi congressuali ogni 4 anni, per confrontarci con le lavoratrici e lavoratori, con tutti i quadri sindacali dell'organizzazione, perché è intanto la celebrazione di un momento democratico di grande rilevanza, ma è soprattutto un momento di confronto di idee, di stimoli, di proposte, per rendere la posizione sindacale sempre più pronta a essere vicino alle persone e alle loro difficoltà. molto bene. Allora, buon percorso e al piacere di risentirci presto. Grazie mille, buona serata.